Cari amici, ben trovati nel nostro appuntamento di Radio Chef in questo 27 dicembre. Siamo pronti già a parlare di nuovo di appuntamenti, di cucina e di festività, vero Maria? Sì, hai detto bene, nuovo, perché ci avviciniamo all'anno nuovo, quindi siamo pronti con tutte le tradizioni, riti scaramantici, cosa portare in tavola. C'è un po' di tutto, qualche portafortuna, anche se magari non ci si crede così del tutto, però secondo me si fa così, a prescindere. Nel caso meglio per tranquillità, sì. Esatto. Allora, però abbiamo deciso di parlare anche di questo, quindi di dedicarci proprio al cenone di fine anno con qualche suggerimento interessante. Chi abbiamo con noi, Maria? Sì, partiamo subito col botto, ovvero con gli abbinamenti giusti, perché stiamo aspettando Capodanno ed è il momento migliore per pensare anche al brindisi giusto, agli abbinamenti da portare a tavola, oltre che alle ricette di cui parleremo anche durante la nostra puntata. E quindi aspettando questo Capodanno insieme a noi c'è anche Walter Filipputti, insieme agli amici di Promoturismo FVG, lui giornalista, scrittore ed esperto di enogastronomia, sempre attento e attivo nel promuovere la cultura culinaria e vitivinicola del Friuli Venezia Giulia. È stato appena presentato il suo ultimo saggio che si intitola Storia moderna della cucina del Friuli Venezia Giulia. Io gli do subito il buongiorno, ma ho subito anche una domanda per lui. Quali sono i consigli che ci propone per festeggiare il Capodanno con gli abbinamenti giusti? Allora, banalmente, mangiare bene e bere meglio. Non è così facile, non è semplice. Allora, gli abbinamenti affascinanti che si possono trovare, ne dico qualcuno, che fanno parte spesso del menù di Capodanno. Per esempio, con le ostriche cosa bere? Io non ci berrei uno spumante, anche se in genere si fa, ci metterei un piccolit sopra, provare per credere. È un abbinamento straordinario. Piccolit è un vino dolce, servito freddo, un bicchiere corretto, con le ostriche senza niente, senza limone, senza niente, vi prego, per l'amor di Dio. Poi un altro piatto che potrebbe essere interessantissimo è lavorare il tonno alla mediterranea, oppure farlo in goulash, cioè pezzettini di tonno scottati messi nel goulash di pomodoro con un po' di paprika e servito con un pignolo, che è un vino rosso importantissimo, e con questo piatto si esprime al massimo, magari con grattata di crème da qualche parte. Poi, che dire, sui pesci bisogna vedere come sono fatti, perché ogni tipo di cottura chiama vini bianchi diversi. Noi ne abbiamo tanti, per cui lascerei a voi la scelta. Importante è l'apertura. Facciamo come i gamberi, siamo partiti, abbiamo fatto prima una cosa, poi l'altra, man mano che mi vengono in mente, scusatemi. L'apertura, direi, almeno per quanto mi riguarda, è legata sempre agli spumanti, metodo classico, che io amo quelli molto vecchi, che sono stati molti anni sui lieviti e che possono accompagnare tutte le cornie che si possono iniziare, con cui si inizia dal prosciutto alle soppresse ed altro che si può inventare, i manicaretti che si fanno, antipastini eccetera, anche con la trota per esempio. Di frutta ci sono col finocchio, ecco, tutti questi piatti con l'aperitivo quando si arriva in una casa o in ristorante, si sta in piedi col bicchiere di spumante in mano. Raccomando la flute e raccomando che sia molto molto freddo. Le temperature dei bicchieri sono fondamentali nella degustazione del vino. Questo è sicuramente il consiglio giusto per partire, perché con il bicchiere giusto si riesce anche a bere meglio e soprattutto goderci anche quello che stiamo appunto bevendo in quel momento. Non è scontato, perché sempre puntare sul bicchiere è sicuramente il consiglio giusto che vogliamo darvi per questo Capodanno, per godervelo tutto. Ma ci sono anche, dicevamo, delle tradizioni, e poi ritorniamo anche da Walter Filipputti perché parleremo insieme a lui del suo appunto nuovo libro. Ci sono tantissime tradizioni. Io conosco ad esempio quella delle lenticchie che simboleggiano la ricchezza, e quindi ogni lenticchia dovrebbe così rappresentare una moneta, e c'è chi se le mangia così a cucchiaiate per simboleggiare la ricchezza nell'anno nuovo. Barbara, però so che tu sei abbastanza esperta anche di cose da portare in tavola per simboleggiare la fortuna, vero? Sì Maria, insomma, vabbè, ci sono anche altre curiosità a questo proposito e tra un po' ve le sveleremo, ad esempio quella dei chicchi d'uva, è una
tradizione molto interessante. Tu l'hai mai provata, Maria? Sì, me la ricordo perché significa, bisognerebbe mangiare, è usuale soprattutto in Spagna, un po' meno forse in Italia, ovvero quella di mangiare 12 chicchi d'uva, uno per ogni rintocco anche della nostra giornata, dei 12 mesi dell'anno, giusto? Esatto, sì, dovrebbe essere proprio così, ma poi ci sono anche tante interessanti tradizioni che abbinano poi il cibo. Ad esempio, vedete qui il melograno che abbiamo preparato è quello dei supermercati Bosco, che è un frutto che porta sempre fortuna. In più è molto bello e suggestivo per tutti questi suoi chicchi rossi, e visto che prima Walter Filipputti ci consigliava di abbinare ed eventualmente preparare anche un buon aperitivo con un vino frizzante, un prosecco, uno champagne, insomma quello che preferite, con il bicchiere giusto, con la temperatura giusta. Se volete dargli quel tocco di fortuna in più, allora potete inserire all'interno dei chicchi di melograno. Attenzione a metterli nella giusta dose, perché se ne mettete troppi rischiate tanto di dare un po' fastidio, ma anche di alterare il gusto della bevanda e del vino che abbiamo scelto. Quindi ne bastano un pochi, anche perché loro hanno questo gusto un po' frizzante che si abbina molto bene con un buon prosecco, uno champagne, uno spumante, quello che appunto avete scelto per aprire la giornata. E poi ovviamente ci sono le clementine, i mandarini, gli aranci, insomma gli agrumi che hanno questo profumo che già ci ricorda il Natale, anche se sono, ricordiamo, dei frutti della frutta estiva, no? Perché nascono e crescono d'estate, però in questo periodo dell'anno noi ne troviamo in abbondanza e sono degli ottimi digestivi, tra l'altro, a fine pasto, oppure ne possiamo gustare qualcuno anche durante la giornata, dopo un tè, oppure usare le bucce. Adesso si trovano anche facilmente anche dai supermercati Bosco delle clementine, mandarini con la buccia edibile, e quindi quella la potete usare da inserire nelle vostre tisane. O ancora una buona scorza d'arancia se nel pomeriggio siete in montagna prima di festeggiare la fine dell'anno, o aspetterete l'inizio dell'anno nuovo sui monti e volete riscaldarvi con un buon vin brûlé. Anche prepararlo in casa è molto semplice. Tra l'altro, se la prossima settimana, insomma, seguirete il nostro appuntamento, avremo una ricetta molto speciale proprio dalla montagna, perché so che moltissimi nei primi giorni di gennaio saranno in montagna. Abbiamo una ricetta di un vin brûlé specialissimo, ma adesso non vi voglio svelare di più, ve lo porto la settimana prossima. Hai ragione. Poi sì, diciamo la frutta, la verdura, insomma tutti gli ingredienti tondi simboleggiano comunque prosperità, fortuna, quindi anche per quello possiamo sceglierli come accompagnatori della nostra notte di Capodanno. Vero. E poi a proposito di vini, per scegliere i vini giusti affidatevi anche ai supermercati Bosco, che ci tengono moltissimo a fare una selezione di vini di tutta la nazione, quindi tutta Italia, oltre il Friuli Venezia Giulia. Li trovate per tutti i gusti, bianchi e rossi, e per tutti gli utilizzi, quindi sia che dobbiate acquistare un vino per le vostre ricette, sia che lo dobbiate acquistare per assaggiarlo, per l'aperitivo, per il dolce. Anche i vini che ha appunto nominato il nostro Walter Filipputti, un buon pignolo piuttosto che un piccolit, che io veramente vi consiglio, perché se avete poi qualche ospite fate davvero una bella figura, perché un vino dolce, ma non di quelli troppo dolci che non piacciono agli appassionati di vini, ha quel giusto sapore perfetto per abbinare la tradizione e i prodotti locali con il menù e con un dolce che volete appunto far assaggiare nell'occasione della fine dell'anno. E li trovate anche questi ai supermercati Bosco, quindi potete sceglierli tranquillamente. Anche questi consigli di Walter Filipputti, metterli in atto. Inoltre ci sono anche tutte le novità e le offerte della fine dell'anno, proprio per essere pronti a festeggiare Capodanno, ma anche per godervi qualche giornata in tranquillità dopo, no Maria? È vero, verissimo. Anche di questo abbiamo bisogno durante il nostro passo dal 2024 al 2025. E dopo aver parlato di vini, aver brindato insieme, e vi lasciamo anche al sito dei supermercati Bosco per scoprire proprio le ultime offerte di fine anno, parlavamo insomma anche di tradizione. Quindi ritornando dal nostro ospite di oggi, Walter Filipputti, da presidente e da coordinatore del consorzio dei ristoratori Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori, lei di tradizione ne ha assaggiata, ecco, usiamo questo verbo, ne ha assaggiata tanta in questo percorso. E quindi le chiedo perché il suo libro si intitola Storia moderna della cucina del Friuli Venezia Giulia? Perché allora, intendiamoci sul significato di tradizione. La tradizione non vuol dire non lo faccio, non mi innovo perché la tradizione mi obbliga. La tradizione è è trasmettere, deriva dal verbo tradere.
trasmettere quello che io conoscevo, ma nella conoscenza c'è un'evoluzione. Oggi nessuno mangerebbe, anche chi porta in campo la tradizione rigorosa, un piatto come si faceva 50 anni fa. Nessuno di noi, nessuno stomaco lo potrebbe affrontare, nessun gusto. E poi sono cambiati i prodotti, siamo cambiati anche noi lo stile di vita. Quindi la tradizione la vivo come un passaggio per evolvere, perché la tradizione in effetti è una innovazione andata a buon fine. I piatti di Gianni Cosetti, del grande Cosetti della Carnia, che ha trasformato la cucina di Carnia partendo dalla tradizione delle donne e portando a piatti nuovi, in questo momento sono diventate a loro volta tradizionali. Per cui l'evoluzione della cucina è costante, perché noi ci muoviamo costantemente, si evolve la maniera di scrivere, di parlare, di comunicare, di dipingere le case, la moda, le automobili, per cui la tradizione va vissuta in questo momento, in questa maniera. Se vogliamo andare dentro nel concetto di cucina, è chiaro che la tradizione ci insegna delle cose molto preziose, soprattutto dove sono quei prodotti la miglior zona per produrre i fagioli, le patate, come nel vino, dove si fa il miglior pignolo, dove si fa il miglior piccolino. Questo è il concetto di tradizione da portare avanti, la provenienza, e dopo la sostenibilità e tutti questi aspetti che stanno andando, sono di tendenza ma sono necessari. Mi piace anche questo modo di vedere le cose, ovvero la tradizione che si innova e che diventa innovazione fino a ridiventare poi tradizione. Questo è un po' il passaggio e quello che ci portiamo poi in tavola. Sapete, in Friuli Venezia Giulia siamo sempre ricchissimi anche di tantissime cose, quindi questo è il bello di goderci quello che succede proprio nelle nostre zone. E anche su questo ritorneremo, perché ci sposteremo un po' anche in montagna, ma sono curiosa di sapere cosa abbiamo voglia di portare in tavola in questi giorni. Parlavamo del melograno, abbiamo parlato dell'uva, delle lenticchie, insomma un po' di brovada e musetta ad esempio, oppure zampone cotechino con le lenticchie con la polenta, sono piatti classici che vengono portati in tavola a Capodanno. Ma come spizzare magari il momento tra il secondo piatto e il dolce? C'è una ricetta che riguarda proprio i mandarini, di cui ricordavamo la fortuna, la prosperità dei frutti tondi da portare in tavola a Capodanno, e che ritroviamo proprio tra le ricette della nostra ultima brochure, vero Barbara? Eh sì, assolutamente. Ricordatevi anche che poi a Capodanno il tempo anche di servizio si allunga, e quindi un buon sorbetto potrebbe essere la soluzione ideale, un po' per alleggerirvi e un po' anche proprio per provare qualcosa di fresco e di sfizioso, come appunto il profumo del mandarino. Abbiamo infatti preso dalla nostra brochure di Natale proprio questa ricettina, che è il sorbetto al mandarino, che vi permetterà proprio di dare quel tocco in più alla vostra cena di fine anno. Che cosa vi servirà? Intanto 10-12 mandarini, 100 ml di acqua, 150 g di zucchero, un cucchiaio scusatemi, di liquore all'arancia o mandarino, una scorza grattugiata di un mandarino. Ne trovate, come dicevo prima, facilmente anche al supermercato, di mandarini con la buccia edibile, assolutamente quella che va utilizzata, o biologici. Per prepararlo iniziamo dallo sciroppo di zucchero. In un pentolino verseremo l'acqua, aggiungeremo lo zucchero, cuoceremo a fuoco dolce mescolando finché lo zucchero non si sarà sciolto completamente, creando uno sciroppo lucido. Lasciamo raffreddare lo sciroppo a temperatura ambiente. Per il succo spremeremo i mandarini con uno spremiagrumi, finiremo di filtrare il succo con un colino per eliminare eventuali semi e residui di polpa. Poi andremo, una volta che lo sciroppo si sarà raffreddato, a mescolarlo col succo del mandarino. Per un tocco più aromatico possiamo aggiungere la scorza di mandarino grattugiata. Per un sorbetto solo per adulti aggiungiamo un cucchiaio di liquore all'arancia o al mandarino, altrimenti per i bambini appunto la versione analcolica va fatta solo con l'acqua. Versiamo il composto quindi in un contenitore basso e largo per facilitare la cristallizzazione, lo riponiamo nel freezer mescolando vigorosamente con una forchetta ogni 30 minuti, oppure se qualcuno di voi è fortunato e ha la macchina per i sorbetti e gelati già pronte, io ne ho una molto pratica e potete usare quella. Questo mescolare serve proprio per rompere i cristalli di ghiaccio, per dare al sorbetto la consistenza e la densità desiderata. Quando il sorbetto avrà raggiunto la giusta consistenza, quindi lo servirete in coppette fredde e lo decorate con un po' di scorza grattugiata di mandarino, una foglia di menta fresca per un tocco di colore.
E direi che è un ottimo spezzapasto perfetto per l'occasione. Che ne dici, Maria? Io direi che è tempo di provarlo, anche perché ci piace dare un po' di freschezza tra una portata e l'altra, magari soprattutto quando siamo in queste situazioni in cui si mangia un po' pesantino, così tra virgolette, perché ci richiama un po' anche questo, queste giornate fredde, sempre tutto buonissimo, però magari a dare un po' di freschezza al nostro menù questa ricetta sicuramente riesce a portarla. Ma volevo sfruttare ancora una volta, prima di salutarlo, il nostro Walter Filipputti, soprattutto la sua grande conoscenza, perché volevo scoprire un po' di più su questo libro dal titolo Storia moderna della cucina del Friuli Venezia Giulia, e quindi volevo chiedergli cosa troveremo nelle pagine di questo libro, ma soprattutto com'è cambiata la storia della cucina in questi anni e cosa ci ritroveremo all'interno. Allora, il libro tra l'altro nasce da quest'idea, il libro nasce dall'idea di che una parte di questi libri vadano consegnati ai ragazzi affinché sappiano chi è Gianni Cosetti o chi è Giorgio Trentin. Non parliamo di 200 anni fa, parliamo di 40 anni fa o 30 anni fa. Il grande successo del vino degli anni 70 parte da una nuova enologia, dalle macchine che avevamo in cantina e dalla pulizia, che non erano pulite le cantine. Oggi sono come le sale, gli ambulatori o le sale operatorie. Per cui le tecniche hanno modificato il sottovuoto, per esempio, la cottura a bassa temperatura. Lo stesso pezzo di carne o di pesce cambia continuamente e costantemente. Per cui bisogna mettere molta attenzione a questi aspetti. Ecco perché ogni anno che passa c'è una maniera nuova di fare un piatto. Anche le cotture, l'orzo e fagioli con gli stessi ingredienti, oggi è un piatto di orzo e fagioli diverso da allora, perché le tecniche di cottura sono cambiate. E questo è il fascino della cucina. Nel 1959, quando è uscita la stella Michelin, la guida Michelin, avevamo solo 3 ristoranti. C'era il Boschetti di Tricesimo, il Dante da Trieste e il Vetturino a Pieris. E sono arrivati i giovani, mentre nel 78 è entrato Marchesi, è arrivata la Nouvelle Cuisine, la nuova maniera di cucinare, la cosa di preparare i piatti espressi. Una volta si cucinava tutto il mattino in trattoria, casa mia era trattoria, e poi si riscaldava per servire velocemente il pasto, perché la gente doveva mangiare velocemente. Adesso è completamente diverso. E anche questo appunto è un qualcosa che forse ritroviamo un po' in cucina, sicuramente non in trattoria dove si cucina sempre continuamente, fornelli accesi, forni accesi, c'è sempre un po' di tutto, ma a casa magari possiamo scegliere dei piatti un po' più, tra virgolette, semplici da preparare in anticipo e poi riportarli in tavola anche pronti per goderci un po' anche l'attimo. Io volevo ringraziare, perché avremmo potuto parlare per ore con Walter Filipputti, conoscendo tutta la sua esperienza in cucina e soprattutto nella storia della cucina del nostro territorio. Lo ritroveremo sicuramente, ma intanto se volete ritrovarlo lo potete fare sicuramente nelle pagine del suo nuovo libro, e trovate tutte le informazioni anche sul sito turismofvg.it e su Friuli Venezia Giulia, la via dei sapori, per rimanere sempre aggiornati su tutti i prossimi appuntamenti. Ma dalle pagine di storia anche della nostra cucina, Barbara, c'è un salto che vogliamo fare anche direttamente nelle cucine della montagna, o meglio anche negli eventi che possiamo vivere in questo periodo. Sì, è verissimo, perché bisogna sempre festeggiare l'anno nuovo con nel modo giusto, e qui in Friuli Venezia Giulia abbiamo una bellissima tradizione che è quella della fiaccolata del Monte Lussari, in cui la giornata diventa veramente speciale, la si può vivere già dall'ora di pranzo, quando tutti si preparano per indossare i costumi tradizionali della prima fiaccolata e salgono proprio sulla cima del Monte Lussari, affollando le locande e tutti i negozi del villaggio, pieni di voglia di festeggiare e per prepararsi a quella che sarà la discesa benaugurante di questo 2025. L'anno scorso è stata una giornata splendida, ci auguriamo che lo sia anche quest'anno, perché se poi il sole ci bacia come sta facendo oggi sarebbe stupendo, è nevicato, e quindi noi aspettiamo veramente con grande fermento questo speciale primo dell'anno. Vi invito anche a venire proprio a Tarvisio, anzi a Camporosso, perché si potrà seguire dalla base del Monte Lussari la discesa dei fiaccoratori, che sono quasi 200, insomma, di solito vestiti in costumi tradizionali, ma anche vivere la festa. Quindi se avete l'occasione anche di salire nel villaggio prima, per le prime ore del pomeriggio, li vedrete che si preparano, potrete fare gli auguri
a questi fiaccolatori che riconoscerete proprio dagli abiti tradizionali, chiedergli anche in cosa consistono, come hanno vissuto questa tradizione, e comunque ci saremo con noi per voi a farlo, quindi se vi sintonizzerete in tutto il pomeriggio del 1 gennaio potrete seguire la fiaccolata proprio insieme a noi, quindi le interviste ai protagonisti e anche tanti buoni auspici per l'anno nuovo, ovviamente il clima di montagna meraviglioso in questi giorni, per cui vi aspettiamo, è una tradizione bellissima. E poi non dimenticate, se in questi giorni state vivendo la bellezza di Camporosso e di tutta la zona anche della Valbruna, della Valcanale, di fare una sosta da David, che vi aspetta completamente rinnovato in un ambiente caldo e accogliente per tutte le vostre necessità. Un pranzo veloce tra una sciata e l'altra, una colazione abbondante prima di una ciaspolata, oppure un buon vin brûlé o qualcosa di caldo di ristorante che vi ristori, insomma, dopo magari una bella sciata nella pista di sci di fondo. Insomma, per tutti i gusti c'è Benvenuto e tutto il suo staff che sono pronti ad accogliervi, un'atmosfera unica con anche tanti piccoli grandi souvenir e porta fortuna per l'anno nuovo. Maria, che dici bene, ci piace molto. Sì, anche perché so che al David hanno una bella novità che presentano ogni anno e che in questo periodo va tantissimo, che è il gelato caldo. Come si fa un gelato caldo? Beh, c'è il gelato normale, si aggiungono sopra i mirtilli caldi, e questo è sicuramente una delizia che non potete perdere, oltre a una bella cioccolata calda con panna, il succo di mele. Ci sono tantissimi dolci che potete provare proprio in questo periodo, quindi fatelo, andatevi a godere il momento, vi rilassate. La fiaccolata, dato che in tanti già ce l'hanno chiesto, partirà alle ore 18 dalla cima del Monte Lussare, quindi poi ci si potrà godere anche tutta la discesa. È qualcosa di classico, 52esima edizione, quindi anche questa sarà tutta da vivere, come detto potrete farlo anche qui con noi. Ma Barbara ha detto anche la parola giusta, perché ciaspolare è un qualcosa che in questi giorni va tantissimo. Le belle passeggiate invernali accompagnati dalle ciaspole, accompagnati da buon cibo e accompagnati dalle stelle, perché in inverno c'è un luogo dove potete godervi da una prospettiva completamente diversa anche questa stagione. E siamo in Carinzia con gli amici di Main Zontag, rivista di viaggi ed enogastronomia. Siamo pronti a scoprire anche un lato speciale, quindi che ne dite di un'idilliaca escursione con le ciaspole, una passeggiata invernale un po' culinaria, magari la ricerca di tracce misteriose sulla neve, oppure una divertente discesa in slittino? Direi che sono tutte idee giuste per dare il via al nostro viaggio, quindi per chi vuole trascorrere l'inverno un po' lontano magari dalle piste, in Carinzia trova tantissime alternative. Ci sono dei programmi come Vivere la magia di un cielo stellato, in cui riuscirete a vedere un lato diverso, magari mai visto anche di questo luogo. Le stelle brillano anche nelle fredde notti invernali e si vedono molto limpide, mentre la luna splende ancora più luminosa. E nel parco naturale Weissensee potrete godere di uno spettacolo speciale grazie anche alle poche fonti di luce artificiale. Un ranger qualificato del parco naturale sarà presente ogni giovedì a partire dal 2 gennaio alle ore 15:30 per un tour al tramonto e notturno dalla stazione fino a valle della funivia Teckendorf. Vi accompagnerà con le ciaspole tra i sentieri innevati meravigliosi fino alla Nagleralm, e lungo la strada imparerete fatti interessanti sulla natura e sulla luna, e poi arrivati a destinazione verrete deliziati con prelibatezze regionali. Direi un viaggio tutto da provare. Tutte le informazioni sono sul sito mainzontag.at e trovate anche qualche dettaglio in più su weissensee.com. ma non perdetevi questi racconti, che sono sempre così delle belle avventure da vivere in inverno e da godervi tutte, ovviamente. Beh, hai ragione. Poi sappiate che ci sarà la luna nuova dal 30 al 1 gennaio, quindi sarà una bella occasione proprio per vedere le stelle luminosissime nel cielo d'inverno, che è veramente veramente molto affascinante. Io ho, prima di lasciarvi chiudere con un menù speciale che vi racconteremo più tardi, un'altra ricettina per voi. Questa ricettina però l'abbiamo preparata in abbinamento a filo utensili Natisone, che vi ricorda di iniziare l'anno con i coltelli già affilati, perché sarebbe un peccato, insomma, preparare il cenone e tutto e non tagliare le cose come si deve. Oltre al fatto che con i coltelli e gli utensili affilati potrete anche evitare qualsiasi tipo di infortunio, per cui hobby, cucina, ecco, iniziate l'anno nuovo con gli utensili giusti, quindi affilati, oppure compratene di nuovi, che da Filo Utensili Natisone li trovate per tutti i tipi di utilizzo, quindi sia per quello professionale che per lobbistica, la cucina e tutto quello che vi può servire. Li trovate alle Prosio di Premariacco a filoutensili.com per dare un'occhiata a tutto l'assortimento. Chiudo con una ricetta che va tanto in questo periodo, soprattutto per Capodanno, ma anche in questi giorni d'inverno e anche soprattutto se siete in montagna, che sono i krauti, che insomma hanno questa
questa particolarità e questo profumo che piace molto e fa parte di tante tradizioni diverse, anche di quella triestina logicamente, quindi potete usarli sia per prepararli con il cotechino a mezzanotte insieme alle lenticchie, oppure per preparare una buona iotta. Come prepariamo i crauti? Allora, per prepararli affetteremo 1 chilo di cavolo cappuccio, disponiamo in un barattolo a strati, ognuno separato, da 3 cucchiai di sale e qualche bacca di ginepro. Non riempiamo di tutto il vaso e teniamo sui cavoli un peso che li possa comprimere. Lasciamo fermentare al buio per 2 settimane, il cavolo rilascerà acqua di vegetazione, scoliamo, conserviamo in frigo e consumiamo nel giro di 4-5 giorni. Ed è fatta, pronti i nostri crauti. Interessante da preparare anche per provare qualcosa di nuovo, portarlo in tavola. Poi i crauti hanno sempre questo sapore così intenso, così diverso anche dal classico cibo che siamo abituati a portare a tavola, e secondo me d'inverno sono perfetti. Poi segnate, perché alcune delle nonne o delle mamme che sono esperte nella preparazione di crauti vi sapranno anche indicare tutte le modalità per renderli non troppo pesanti. Sì. Per cui se avete lo stomaco un po' più sensibile, questi possono essere degli ottimi accorgimenti. Assolutamente. Dicevi di un cenone particolare che è quello che possiamo vivere in montagna in tutta tranquillità, perché cosa c'è di meglio di così prendere qualcosa di buono, di fatto proprio dedicato a noi, portarcelo a casa e non dover lavare i piatti? Ecco, questa è la mia domanda, e quindi direi di sì. Alla gastronomia alimentari Cardis a Sappada, nel cuore di Sappada, se state vivendo proprio questi ultimi giorni dell'anno nella bellissima montagna del Friuli Venezia Giulia, hanno pensato al cenone di Capodanno perfetto. Vi do qualche idea su quello che potete trovare in menù. C'è un cestino con speck d'oca, pere e profondo di ovaro, oppure una selezione di salumi e formaggi come antipasto, un'ottima lasagna all'ortica con fonduta di latteria e speck, e direi che questa proprio ci stuzzica parecchio, oppure una parmigiana di melanzane bella classica, e come secondo un rotolo di faraona, la noce di vitello al forno, oppure un buon trancio di salmone con asparagi e verdurine, oltre ai tantissimi contorni del giorno che potete abbinare. Sono tutte preparazioni ottime, vengono fatte freschissime, quindi poi ve le danno da portare a casa super velocemente, così le potete gustare e preparare davvero in un attimo. Ricordatevi di prenotare entro il 29, così vi preparano tutto al momento, e poi potete andare a ritirare direttamente il 31 dal pomeriggio, quindi più facile di così direi che non si può. Andate sul sito anche di Alimentari Cardis o sulle pagine social, trovate tutto il menù e anche come portarvelo direttamente a casa, che è la cosa migliore secondo me. E allora noi di Radio Chef vi auguriamo di trascorrere una buona fine 2024, un buon inizio 2025. Ci ritroviamo nell'anno nuovo la settimana prossima con altre tante curiosità. Il tuo rito portafortuna? Ma quello potrebbe essere sicuramente mangiare le lenticchie, che mi piacciono molto. Non dimenticate il lentimo rosso. E un brindisi a mezzanotte. Ecco, quello non deve mai mancare. Il lentimo rosso, se mi va bene, che l'ho lavato. Non mancate, e anche se volete condividere con noi le vostre ricette, i vostri riti scaramantici, 338 611 60, oppure sul nostro sito radio.0.it nella sezione Radio Chef potete inviarci la vostra ricetta e anche seguire tutte quelle che ci hanno inviato i nostri ascoltatori. Non mancate, buon finale del 2024 e soprattutto uno splendido inizio del 2025, amici. Buon anno a tutti! Ciao! Radio Chef, sfida all'ultima ricetta.